altro potrebbero celebrare la musica e lo spirito se non l'ineffabile potenza delle forze della natura, i suoi maestosi paesaggi o l'impalpabile freschezza di un vento nordico e il loro corrispettivo indefinibile dentro l'anima di ogni uomo. Il concerto inaugurale di Incroci di Civiltà al Teatro Goldoni di Venezia non poteva scegliere interpreti migliori del saxofonista norvegese Jan Garbarek e del percussionista indiano Trilok Gurtu per riportare le lancette della storia ad un tempo di armonia e incontro che non è fusione ma incrocio e unione, appunto, di musicalità e ritmi nel rispetto delle singole identità. L'universo sonoro e spirituale nordico di Jan Garbarek, il suono rado e prolungato, unico e penetrante della sua musica e la magica gestualità di quel gigante del ritmo che è Trilok Gurtu, capace di liberare la musica da qualsiasi oggetto, trasformandola in un canto o in una preghiera, hanno incantato il pubblico veneziano, che ha potuto fin da subito apprezzare nel brano d'inizio del concerto che ascoltiamo, Brother Wind, Fratello Vento, quanto la collaudata intesa musicale tra i due grandi musicisti segua in un crescendo di profondità ed emozione. Il legame con la terra d'origine per entrambi non contamina il suono d'insieme, ma crea nuovi suoni, nuovi ritmi e nuovi orizzonti dove regnano i sogni più belli. Sul palco Rainer Bruninghaus, pianista tedesco dal tocco classico e a tratti lideristico, e il bassista brasiliano Yuri Daniel, considerato uno dei più promettenti della scena jazz contemporanea. Bella la preghiera in tutte le religioni del mondo, intonata con tutti gli strumenti del suo grandioso parco percussioni da Trilok Gurtu. Ad ispirare e tenere le fila di un discorso musicale ancora capace di portare lontano è stato però sempre Jan Garbarek, che al sax, al sopranino e al flauto ha tenuto testa al ritmo inarrivabile del collega indiano, facendo poi planare delicatamente il pubblico nel suo cielo interiore, sempre immoto e incantato di placido azzurro.